Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo parlando di lavoro. 5 imprese della destra tagliamento sono alla ricerca di personale specializzato. Si tratta di almeno 170 nuovi posti di lavoro con diversi profili tra tecnici, manutentori e ingegneri ambientali. Per incrociare offerta e richiesta, la Regione, in collaborazione con l'Agenzia Interinale Adecco e le aziende interessate, ha organizzato il Recruiting Day che si terrà il 15 e il 16 febbraio. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede della Regione a Udine dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Recruiting Day. Ne parliamo con l'assessore regionale alla formazione e lavoro Alessia Rosolen. Questa è un'occasione per praticamente incrociare le richieste di lavoro e le proposte, tanto più che ci sono 5 aziende del Pordenonese che richiedono ben 170 persone preparate, soprattutto tecnici. Come un aspetto che approfondiremo appunto nel corso di questa intervista. Cominciamo dal Recruiting Day, perché è importante e sostenuto quindi dalla Regione. La Regione Friuli Venezia Giulia organizza la prossima settimana incontri per trovare 171 persone, figure che servono a 5 aziende del Pordenonese. È una formula collaudata da molti anni che in realtà sta ottenendo dei buonissimi risultati, soprattutto negli ultimi 2 anni. Mettere insieme i dati dei nostri centri per l'impiego, le richieste da parte delle aziende significa dare una risposta anche rispetto a quelle che sono le esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio, anche in termini di formazione e anche in termini di richieste necessarie per procedere ovviamente con la produzione. La novità di questa formula l'abbiamo già sperimentata nel corso del 2021 assieme ad alcune agenzie interinali sul territorio udinese, è proprio quello di mettere assieme tutti i soggetti che fanno incrocio tra domanda ed offerta. In questo caso lo facciamo con Adecco, lo facciamo sul Pordenonese e anche in questo caso mettiamo a disposizione tutte le competenze, oltre che le banche dati regionali, rispetto a eventuali percorsi formativi, eventuali accompagnamenti necessari per l'ingresso all'interno del mondo del lavoro. D'altra parte il 2021 è il secondo anno consecutivo in cui questa regione continua ad avere una crescita occupazionale. C'è sicuramente una riflessione da fare rispetto alla qualità dell'occupazione, e questo è un dato di fatto, ma vale per tutti i periodi. In questo momento noi siamo impegnati non solo a fare questo incrocio domanda-offerta, ma a rafforzare i centri per l'impiego, a dare loro il ruolo che nel corso degli anni forse hanno perso, a restituirglielo in maniera più importante, e lo faremo non solo con attività come queste, ma lo stiamo facendo anche destinando all'incrocio domanda-offerta, a tutte le esigenze delle aziende, percorsi formativi che finanzieremo sia con la partita del PNRR nazionale che quella legata a GOL, sia con tutta la programmazione del Fondo Sociale Europeo del prossimo settennato. Ringraziamo l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolen. Qui dal Palazzo della Regione di Udine tutto, restituisco la linea allo studio. Si terrà a maggio la cerimonia di consegna del premio Nonino, 45esimo anno più 2. La giuria sta lavorando, si sta confrontando anche online per la scelta dei vincitori. Come racconta al nostro microfono Antonella Nonino, il 7 maggio alle distillerie di Percotto potrebbe esserci anche il fisico Giorgio Parisi, l'ultimo dei 6 vincitori del premio Nonino ad essersi aggiudicato anche il Nobel.
La famiglia Nonino ha annunciato questa mattina che la prossima edizione del premio, il 45+2, si terrà il 7 maggio. Dopo 2 anni di rinvii, quest'anno uno slittamento necessario per la situazione pandemica, ma la volontà insomma è quella di esserci e di esserci alle distillerie di Ronchi di Percoto. Siamo felici perché è un ritorno in presenza nelle distillerie in mezzo ai nostri alambicchi che ormai rappresentano veramente un momento, un rito, no? da vivere insieme, la gioia di poter brindare in spirito nonino. Abbiamo oltre a questi meravigliosi 45 anni, come dice sempre la mamma, +2, anche i 125 anni della famiglia in distillazione, ed è proprio lì che Orazio Nonino è partito 125 anni fa, anzi così a maggio ci avviciniamo alle vendemmie, al momento clou in cui appunto è partita tutta la nostra storia. Tanti eventi in questo tempo di pandemia si sono svolti online, da remoto. Impossibile pensare che questa cerimonia si svolgesse in questi termini, e chi negli anni ha partecipato all'evento sa che cosa vuol dire. Allora, negli anni la possibilità di anche diciamo collegarci con il mondo, con chi desiderava starci vicino da lontano, o perché gli spazi erano ovviamente purtroppo inferiori rispetto a tutti gli amici, gli estimatori che vorrebbero essere con noi al premio, e quest'anno lo sarà ancora di più, ti dà la possibilità, appunto il video, comunque di essere vicini, e l'abbiamo sperimentato in questi anni, che comunque era un modo di avere un contatto, di poter comunque condividere qualcosa. Certo, stare insieme, quindi un evento in presenza, è un'altra cosa. Poi non dimentichiamo che così si sentiranno i profumi, i sapori del nostro Friuli, della nostra terra, della nostra storia. E con la giuria ne abbiamo parlato molte volte, i messaggi che sono arrivati da tutto il mondo. Ecco, anche il messaggio bellissimo che è arrivato da Edgar Morin, che ha raggiunto i 100 anni e che ha veramente seguito in questi anni. Lui prima ha ricevuto il premio Nonino nel 2004, maestro del nostro tempo, e poi è entrato nel 2007 in giuria, e devo dire che ha veramente visto crescere e fatto crescere allo stesso tempo il premio in tutti questi anni. Non dimentichiamo che il premio Nonino ha anticipato ben 6 volte i Nobel, e questa anche felice coincidenza che il Nobel a Giorgio Parisi è proprio arrivato diciamo in questi ultimi mesi, e Giorgio è un amico del premio della famiglia Nonino, e viene sempre appunto a ballare, quindi sarà l'occasione per ballare e brindare insieme e per pensare insieme ad una visione di futuro. È possibile che ci sia a maggio? È possibile, noi ovviamente ce l'auguriamo, è un motivo in più per fare un brindisi straordinario, perché Giorgio Parisi veramente sta dando un'immagine dell'Italia straordinaria. Pensate che 4 anni fa ci aveva contattato proprio perché stava cercando soldi per la ricerca, e ricordo che appunto ha contattato la nostra famiglia, sa che siamo anche amici di Checco Altan, per avere una vignetta proprio che lo aiutasse a raccogliere delle firme per chiedere al governo italiano di avere maggiori fondi. E ricordo anche questa bellissima vignetta che dice cosa trovate, e l'altro nel disegno nella vignetta di Checco era: si trova tutto tranne che i soldi. E questo la fa, diciamo, fa pensare, meditare, perché Giorgio Parisi anche nel suo discorso ha proprio sottolineato la necessità di avere dei fondi per la ricerca, per costruire, per avere una visione del futuro, e allo stesso tempo ha dimostrato come è riuscito, e sono riusciti, perché ovviamente lui ha parlato anche di tutti quelli sono i suoi maestri, i suoi collaboratori, a fare delle scoperte straordinarie nonostante tutto, quindi nonostante addirittura la mancanza di fondi. Il 7 maggio ci sarà la cerimonia a Ronchi di Percoto. Quando si conosceranno i nomi dei vincitori? La giuria è in fermento, possiamo dire, no? In fermento, e quindi ci stiamo lavorando. Sono arrivate ovviamente delle candidature, ci incontreremo, ecco, questo sarà probabile, ci incontreremo online, anche se devo dire siamo già stati, abbiamo incontrato a Parigi Adonis, Edgar Morin e anche Peter Brook, anche il mese scorso, e ovviamente anche i nostri giurati, da Claudio Magris a Ecco
ecco, con Giorgio ci siamo sentiti e quindi arrivano delle, come si può dire, delle indicazioni, dei suggerimenti e vedremo che cosa la giuria riuscirà. Certo, sarà molto molto emozionante. Piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea, ora andiamo a Pordenone dove non basta l'esplosione dei contagi, il Comune deve fare i conti anche con i costi che lievitano per il caro energia e il balzo delle materie prime che fanno schizzare le spese per i cantieri. Il sindaco Alessandro Ciriani richiama governo e Europa a fare di più e nel contempo manda un messaggio alla regione. Su Asfo è ora di voltare pagina. Sindaco Ciriani, questo forse è uno dei momenti più difficili per quanto riguarda la pandemia, con Omicron che impazza e il territorio pordenonese è sicuramente uno dei più colpiti in regione in questo momento. Qual è la situazione a Pordenone? Ma direi che non è solamente la situazione di Pordenone, è una situazione generale che preoccupa. Da un lato il Comune è ricco di finanziamenti sugli investimenti, quindi sulle opere che andranno avanti progressivamente, pandemia permettendo, che ovviamente comporta dei rallentamenti, però ci sono degli impatti negativi legati, uno, all'esplosione dei costi energetici, le bollette che impattano sulle aziende, sulle famiglie, ma anche sugli enti locali come Pordenone, quindi chi ha più opere da fare ha un impatto dal punto di vista energetico e del reperimento dei costi delle materie prime. Dall'altro direi la comunità, perché tutti parlano di rilancio economico, però da un lato abbiamo appunto questa esplosione dei costi energetici che si abbatte pesantemente anche sul sistema industriale, rispetto al quale governo e Europa stanno facendo veramente una brutta figura, sia dal punto di vista del approvvigionamento, sia dal punto di vista di una politica energetica che consenta di uscire da questo tunnel pesantissimo e che pare non avere fine. Dall'altro lato le imprese hanno bisogno di aiuto, considerate che adesso dovranno restituire i prestiti garantiti dallo Stato in piena pandemia, 83 miliardi che dovranno essere restituiti rischiando di mettere in ginocchio un intero sistema economico. Partiranno le cartelle esattoriali, quindi altro che fisco amico. Ci sono dei problemi di carattere sociale, la pandemia ha inasprito alcune sacche di marginalità e quindi fare i sindaci oggi è particolarmente complesso. Da un lato bisogna andare avanti con le opere pubbliche, dall'altro lato bisogna irrobustire la rete sociale, ma in un contesto generale che sicuramente non è idilliaco. Considerate che a differenza del governo centrale noi non facciamo scostamenti, non lo possiamo fare. Usano la parola scostamento per addolcire un termine che è debito, cioè in questo momento si fanno debiti e si parla di fare altri debiti per miliardi di euro, così come il PNRR in gran parte è debito. E tutto questo senza considerare situazioni come quelle degli enti locali che fanno fatica a far quadrare i bilanci. Per quanto riguarda invece la situazione sanitaria, sappiamo che insomma ci sono molte polemiche riguardo al direttore generale di Asfo Polimeni e Riccardi ha ribadito ancora una volta che non devono essere i comuni a decidere, ma decide la Regione. Ecco, su questo qual è la sua posizione? Ma indubbiamente spetta alla Regione, ma la Regione deve anche ascoltare quella che è la voce del territorio, non solo quella dei sindaci, ma degli operatori sanitari, degli infermieri e dei medici, dei capi dipartimento, di chi lavora nei distretti, dei cittadini. È evidente che non è un problema tanto organizzativo ed economico, è un problema di relazione. Il direttore Polimeni ha dimostrato di non essere in grado di poter tessere relazioni fruttuose con tutti questi soggetti, dagli enti locali fino a chi opera all'interno dell'ospedale. Quindi nessuno mette in dubbio la sua competenza, ma evidentemente la sua competenza non è sufficiente per poter recepire quali sono le reali necessità della struttura sanitaria e sociale del nostro territorio. Quindi adesso abbiamo l'atto aziendale. L'atto aziendale verrà sicuramente emendato e modificato secondo le indicazioni tanto dei capi dipartimento quanto di chi opera nei distretti, quindi sul territorio. Dopodiché direi che si può anche voltare pagina. Per quanto riguarda il Comune invece qual è la situazione? Guarda, io mi attengo strettamente a quello che dicono la stampa, i giornali, l'informazione. E quindi da un lato è vero che c'è un'esplosione dei contagi, dall'altro lato però quello che conta realmente è chi sta male, cioè chi sia male e va in ospedale o va in terapia intensiva. È evidente che la vaccinazione, come era stato detto, non è l'unico strumento, bisogna operare di più e su questo il governo deve darci risorse per il trasporto pubblico locale, che è una competenza regionale, ma rispetto alla quale un'emergenza nazionale deve essere affrontata ad un livello più ampio. Per esempio per la sistemazione delle areazioni forzate all'interno degli istituti scolastici per garantire ai ragazzi di non dover passarsi il virus all'interno della scuola e quindi garantire anche la continuità didattica. Io credo che prima o poi, come si sta parlando anche a livello europeo, dovremo convivere con questo virus che ormai non è più una pandemia ma è diventato endemico. La stragrande maggioranza, grazie a Dio e grazie alla vaccinazione, non ha dei sintomi così gravi e così severi. Conseguentemente potenziale strutturare terapie intensive e ospedaliere, tenendo conto che stragrande maggioranza dei posti letto in medicina sono occupati da anziani che a casa non possono
tornare e dall'altro lato sperare che con la mitigazione anche del tempo e quindi avvicinarsi alla primavera e dell'estate anche il virus inizi ad addormentarsi. Dopo 2 anni di stop, la prossima settimana ripartirà nel capoluogo friulano Dance Park, un particolare laboratorio di danza riabilitativa rivolto ai malati di Parkinson. Il progetto è sostenuto dal Comune di Udine. Martedì 18 gennaio riparte dopo 2 anni l'attività Dance Park, un'attività che unisce la danza e il mondo del Parkinson. Di cosa si tratta? Sono laboratori artistici in cui sono invitate persone malate di Parkinson, ma non solo, quindi anche i caregivers, quindi familiari, le persone che si prendono cura delle persone malate di Parkinson, ma dando priorità a queste 2 categorie si può anche aprire anche a altre persone che vogliono avvicinarsi a questa pratica. I laboratori si svolgono presso lo studio Area Area, lo studio della compagnia di danza contemporanea Area Area, e sono supportati dal Comune di Udine col progetto Città Sane e quindi sono anche gratuiti per le persone che lo frequentano. L'associazione Fare Tra è l'associazione di promozione sociale che li organizza, assieme alla collaborazione dell'AIP, Associazione Italiana Parkinson, sezione Udine. Di cosa si tratta nello specifico? Voi unite danza e Parkinson, 2 mondi che sembrano proprio opposti. Sì, in realtà l'attività fisica è assolutamente necessaria per il contrasto a questa malattia neurodegenerativa e studi comprovano che nello specifico la danza è anche una delle attività complementari che si possono proporre e che incidono sulla qualità della vita. In particolare la danza agisce sulla neuroplasticità cerebrale e non solo, ma agisce a livello fisico, sulla postura, l'equilibrio, sul passo e sulla forza e agisce però anche a altri livelli, che è quello psicologico, è un'attività artistica per cui va a muovere anche un po' le risorse dell'individuo, la sua capacità di creare bellezza, ecco, se vogliamo, e agisce anche sulle relazioni, che pensando alla qualità della vita, ecco, non è meno importante, ecco, di un sintomo che ecco, ci limita, ecco. Per cui sono attività in gruppo, pur considerando poi tutte le precauzioni date dalla pandemia, e in un gruppo eterogeneo e questa secondo me è anche la ricchezza di questa attività. Quali sono state le risultanze del corso svolto 2 anni fa? Allora, 2 anni fa abbiamo iniziato in Friuli, dove non c'era ancora questa pratica che in altre regioni in realtà esiste da anni, e abbiamo iniziato con un grande riscontro di partecipazione innanzitutto, che ci ha molto colpito perché si vede che anche il territorio è sguarnito rispetto a attività di questo genere. E pur avendo avuto un andamento a singhiozzi dato dalla pandemia, le persone che hanno partecipato sono sempre venute volentieri in termini di qualità della vita, quindi anche la valenza del gruppo è stata molto importante, sentita dalla parte delle persone che hanno partecipato, perché magari si sono confrontate con un'altra persona che aveva la stessa problematica, che magari c'è stato uno scambio di informazioni, piuttosto che si sono sentite meno soli. In quell'ora hanno dimenticato la malattia, altri hanno anche comunque evidenziato dei benefici anche a livello motorio. Per cui sì, ecco, a riscontro da quello che mi è stato riportato dalle persone, c'è stata un'influenza positiva, ecco, su vari livelli appunto. Per cui siamo contenti di continuare, ecco, poterlo fare.
Siamo allo sport, al calcio. Nel weekend riparte il campionato di Serie B dopo lo slittamento dei 2 turni di fine dicembre a causa del diffondersi dei contagi. Si torna in campo e la squadra di Tedino, parliamo del Pordenone Calcio, dovrà affrontare domenica il Lecce, avversario candidato alla promozione in A. Sentiamo il presidente Mauro Lovisa alla vigilia. Pordenone, come ho detto nei giorni scorsi, molto più giovane, più pimpante. Diverso, insomma, anche diverso nello spirito sicuramente. Sappiamo che è un'impresa difficile, però noi non stiamo a pensare cosa succederà, noi giocheremo partita dopo partita, ma ripeto, con uno spirito diverso e soprattutto con una squadra diversa, una squadra di giovani, di gamba, vogliosi, che abbiano grandi motivazioni per cercare di fare più punti possibili. Il mercato cosa porterà ancora? Beh, adesso abbiamo sicuramente ancora diverse uscite, il fatto è che non verranno convocati diversi giocatori che sono in uscita e quindi porterà sicuramente un attaccante ancora e credo un attaccante terzino sinistro, adesso vediamo, però ripeto, già così pensiamo di avere una buona squadra per giocarsela con l'entrata che abbiamo fatto, con Gavazzi, con alcuni giocatori, Caponi che è arrivato adesso, con un ragazzo giovane, perché noi purtroppo in Italia abbiamo sempre il difetto di guardare sempre la carta d'identità. I 2002 e 2003 in Inghilterra giocano titolari nel campionato più difficile d'Europa e noi abbiamo sempre paura a farli giocare. Ora abbiamo deciso di dare una svolta e di far capire che questi ragazzi devono giocare, perché solo attraverso giocando possono migliorare e maturare. Quindi noi non guardiamo più la carta d'identità, ma guardiamo quanto uno va forte e quante qualità ha. Quindi fiducia nella voglia di questi ragazzi e nelle capacità di Tedino? Indubbiamente, perché Tedino poi, io credo che negli anni insegna, lui sicuramente con i giovani la sua più grande qualità è lavorare, oltre che essere un tecnico molto bravo sul campo, e quindi credo che lui abbia grandi motivazioni a lavorare con i giovani e credo che sia un maestro su questo aspetto qui, quindi quello che ho visto in questi 15 giorni mi è piaciuto molto e soprattutto, ripeto, io credo che sarà uno spirito diverso, giochiamo con uno squadra molto importante come il Lecce, però noi ripeto, avremo sicuramente uno spirito completamente nuovo, con voglia nuova e di vendere cara la pelle tutti i sabati o le domeniche che siano. Senta, anno nuovo, vita nuova, ma guardandosi indietro, lei ha qualche rammarico? Qual è il più grande rammarico dell'anno scorso? Sì, c'è un rammarico, sono arrabbiato molto con me stesso e questa rabbia spero di poterla trasmettere a tutti i ragazzi che sto guardando adesso ogni giorno, perché voglio vedere cosa stiamo facendo, perché noi abbiamo in questi 6 mesi volevamo fare qualcosa di diverso, abbiamo preso dei giocatori sui nomi, sulla carta, che hanno dei curriculum importanti, anche molte partite in A, per parlare di B, però è sbagliata, questi non sono giocatori che rientrano più nelle nostre idee di calcio e quindi abbiamo sbagliato tutti nei primi 6 mesi, io sono il principale diciamo il responsabile e quindi sono uno che deve prendere delle decisioni, le ho prese e adesso ripeto, quindi il rammarico è che sono molto arrabbiato con me stesso e questa cattiveria vogliamo trasformarla poi in campo, però con giocatori diversi che onorino la maglia e che soprattutto facciano capire che noi vogliamo assolutamente provare a salvarci. Quindi diciamo che questo è il primo obiettivo, onorare la maglia e tentare il tutto per tutto. Sempre, perché tu quando esci dal campo e esci che pensi di aver dato tutto soprattutto, ma di aver con un'idea, cosa che noi nel giorno di andata abbiamo fatto molti errori singoli. Perché? Perché alcuni giocatori non si sono mai calati in una situazione che dobbiamo lottare, dobbiamo fare le solite cose che si dicono un po' durante la settimana, soprattutto prima della partita. Questo non hanno capito e quindi noi adesso dobbiamo ritrovare quello spirito lì che ci ha sempre distinto in tutti questi anni. Quando siamo partiti c'è sempre stato un po' questo marchio tra virgolette di fabbrica e dobbiamo ritrovarlo, cosa che avevamo perso in questi mesi, quindi la prima cosa che dobbiamo ritrovare è la nostra identità e soprattutto avere la dignità di, ripeto, di dire sempre ho fatto oggi, ho fatto tutto quello che potevo. Senta, le chiedo un'ultima cosa, è tornato a casa suo figlio, cosa gli ha detto, che aspettative ha e cosa si aspetta? Mi diventa un po' difficile parlare, sarà il campo a parlare, per quello che abbiamo visto i primi 20 giorni qua, non dico niente, vedremo il campo, però si capisce che è un giocatore di qualità importante. Sta a lui adesso dimostrare, perché insomma la Fiorentina non credo che faccia contratti importanti ai giocatori se non ci crede, quindi per primi loro e noi
devo ringraziare la Fiorentina, è stata la possibilità di portarlo, lui credo che abbia doppie motivazioni, è chiaro che si sente un po' più responsabilizzato rispetto agli altri, però credo che le qualità di Alessandro le vedremo sicuramente sul campo. E anche le motivazioni potrebbero essere trainanti anche per gli altri, no? E certo, lui deve essere il primo rivale e l'ultimo ad andare via, così è sempre stato così da quando fa calcio, quindi come ha fatto 7-8 anni con noi, è sempre stato protagonista. Mi piacerebbe che lo tornasse anche qui e credo che abbia le capacità per farlo sicuramente. In bocca al lupo al Pordenone Calcio, allora noi ci salutiamo e vediamo appuntamento alle 16:30 con l'informazione in diretta. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.